Buon pomeriggio, ben trovati, Sicilia 24 Focus, il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione e con l'approfondimento a casa per Natale. Sembra il titolo di un film, in realtà è il titolo della nostra puntata di oggi in cui parleremo di trasporti, rientro in Sicilia in occasione delle festività e di caro voli. Lo facciamo in compagnia di Mario Barbaro, in studio qui a Catania con me. Buon pomeriggio, un agente di viaggi. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere con noi e in compagnia dei Positivi Trip, Francesco Di Blanca e Veronica Milano in collegamento. Da quale parte del mondo, ragazzi? Buonasera a tutti, qui siamo al momento dall'altra parte dall'altra parte, diciamo, dell'isola. Siete a Malta, voi siete dei travel blogger, appunto, i Positivi Trip, per tutti i vostri follower, sono tantissimi, e con voi, in vostra compagnia, oggi approfondiremo questo tema che in questo momento è molto caldo, nonostante invece le temperature si siano sicuramente rinfrescate. Perché parliamo di caro voli? Perché in questo momento stiamo assistendo nelle ultime ore, nell'ultimo periodo, sicuramente ad un aumento dei prezzi dei biglietti aerei per tornare in Sicilia, comunque da e per la Sicilia. Doveva essere ospite con noi in collegamento da Palermo l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, il quale però non potrà essere con noi perché proprio tra pochi minuti, alle 3, quindi quando noi finiremo la trasmissione, ha indetto una conferenza stampa proprio per parlare del caro voli, del Sicilia Express. Daranno delle notizie inerenti sicuramente interessanti a nuovi sconti per i biglietti aerei e probabilmente ad un secondo convoglio Sicilia Express che potrebbe attivarsi, e poi vedremo secondo quali modalità. Ma andiamo subito al dunque con Mario Barbaro. In questo periodo, appunto, stavamo dicendo, anche secondo delle indagini ci sono stati dei rincari del 50% sul Milano-Catania, e il rapporto congiunto Facile.it Consumerismo parla di alcune voci di spesa in aumento, tra cui appunto i voli per il periodo natalizio, che stanno registrando un aumento medio del 15-20%, non solo allo stesso periodo dello scorso anno, ma anche in base ai mesi, anche rispetto ai mesi precedenti. Per un volo Milano-Catania andata e ritorno rispetto ad altri periodi si registra un aumento del 50-60%. Adesso Mario ci dirà esattamente qual è la situazione, appunto, visto che lui ogni giorno sta sui terminali a cercare voli per i propri clienti. Intanto la regione cosa fa? Crea questo treno che diventa anche un treno, diciamo, della speranza, il Sicilia Express, che partirà da Torino il 21 dicembre, impiegherà 22 ore per arrivare in Sicilia, poi si dividerà in due convogli, uno verso Palermo, uno verso Catania e Siracusa, quindi più di 22 ore, ad un prezzo accessibile, ovvero quello di 60 euro andata e ritorno. Pensate che in una sola ora, appena sono stati messi online i biglietti, sono andati polverizzati, quindi 544 posti venduti in un'ora, e sono davvero pochissimi. Io invito anche i telespettatori a scriverci chi ha provato ad acquistare un biglietto per il Sicilia Express, chi non ci è riuscito, e in generale farci capire cosa ne pensate, perché i messaggi, ovviamente le polemiche sono anche tante, adesso le leggeremo. Avrei voluto leggerle all'assessore per dare anche il diritto di replica e raccontarci in maniera costruttiva il loro punto di vista e il loro impegno, perché sicuramente è una iniziativa interessante, utile, ma sicuramente sembra in qualche modo anche un po' di propaganda, no? Ma adesso leggeremo i commenti. Allora scriveteci al 342 7455 005. Intanto Mario Barbaro, allora, questi aumenti dei prezzi per i biglietti aerei sono effettivi? Sì, assolutamente sì. Noi lo notiamo ogni giorno, più che altro ogni anno, in prossimità delle festività sia natalizie che comunque anche pasquali, o per il Ferragosto, dove raggiungere la Sicilia dal nord Italia, come Milano, comunque Bologna o Verona, è diventato veramente dispendioso. In questo momento quanto costa? Se io dovessi partire domani per andare a Milano o a Roma, quanto pagherei un biglietto aereo? Allora, diciamo che a
salire non è tantissimo, il problema è per chi vuole scendere, quindi oggi fare un Milano-Catania, Catania-Milano in prossimità del 20-22 dicembre, siamo nell'ottica delle 420-450 euro per persona, sconto incluso? Esatto, incluso già dello sconto per residenti siciliani. Ricordiamo che già da un anno la Regione ha attivato questo diciamo rimedio, con la possibilità a chi è residente in Sicilia di usufruire del 25% di sconto del biglietto fino a un massimo di 300 euro, quindi di 75 euro a persona, che ha portato comunque a dei piccoli risultati. Sicuramente non può essere l'unica soluzione, però già è un piccolo aiuto. È impensabile pensare oggi che con 420 euro, 500 euro si possa fare un Catania-New York, invece tu vai a fare un New York, un Milano-Catania in prossimità appunto del Capodanno. Cioè con 500 euro si fa un biglietto aereo, si acquista un biglietto aereo per arrivare a New York, esatto, intercontinentale, e allo stesso prezzo si acquista un biglietto aereo per partire da Catania e arrivare a Milano. Ragazzi, Veronica e Francesco, voi con 500 euro dove andate? Probabilmente ci arriviamo, perché ultimamente, giustamente, noi già tutto l'anno e abbiamo anche con il turismo a 360 gradi, cerchiamo un attimo di seguire anche le stagionalità, se vogliamo, dei voli aerei, e su questa logica, con quella cifra lì, fai veramente delle distanze importanti, quindi ci sembra ancora più paradossale trovarsi a spendere un importo di quel tipo per venire giù magari da Milano, che si tratta solo per lo più di rincontrarsi con la famiglia, quindi non è neanche esattamente il concetto di leisure, di divertimento, di viaggio di piacere, ma diventa anche un po', va a toccare delle dinamiche differenti. Ecco, infatti in agenzia voi lavorate già a partire da marzo per i biglietti di Natale. Sì, diciamo che viaggiamo con 7-8 mesi di anticipo sulle vendite, sia natalizie che pasquali. Già adesso ci stiamo anche dedicando alle vendite appunto di Pasqua, che sarà ad aprile 2025. Quindi già avete anche delle proiezioni sui biglietti per le vacanze di Pasqua? Sì, perché consideriamo molti che i clienti sono più che altro studenti fuori sede o comunque lavoratori fuori sede, che già sanno magari quali saranno i giorni in cui potrebbero viaggiare per ritornare a casa, e quindi già per quelle date oggi un biglietto ha un costo non indifferente. Magari partire 2-3 giorni prima, a ridosso per esempio delle festività pasquali, può costare 50 euro, mentre a ridosso di Pasqua arriviamo anche già a fare un 100-120, oggi che siamo ancora a dicembre per aprile, figuriamoci nei prossimi mesi. Quindi già adesso un biglietto per il periodo pasquale costa intorno ai 150 euro, figuriamoci quanto arriverà a costare. Ma secondo te si potranno calmierare questi prezzi? Perché non si riesce a trovare un accordo o comunque delle agevolazioni per la Sicilia, come ce l'ha ad esempio la Sardegna, anche se la Sardegna può godere, diciamo, delle tariffe bloccate meno convenienti negli altri periodi dell'anno, ma che sono in grado poi di neutralizzare l'impennata dei prezzi poi a ridosso delle festività. Perché non si diciamo riesce? Che sono scelte delle compagnie aeree, tant'è vero che l'antitrust ha avviato anche un controllo, comunque un'azione per capire perché l'algoritmo porta a questi aumenti di prezzo in questi giorni, in queste fasi cruciali. Non si è ancora, diciamo, non ha preso una decisione, lo farà comunque entro la fine del 2025, sperando appunto di arrivare a dei risultati comunque per noi siciliani. E sicuramente Catania è un aeroporto che abbraccia tutto il sud Italia, quindi la richiesta di voli è veramente non indifferente. Dovrebbero esserci secondo noi più voli a disposizione da parte delle compagnie per cercare appunto di avere maggiore offerta rispetto alla domanda, che è veramente tanta.
poi magari gli aiuti della regione o comunque dello Stato potrebbero agevolare ancora di più sulla riduzione delle tasse, magari di un biglietto aereo, che è il corpo centrale, la parte più corposa del prezzo del biglietto. A proposito di questo, tra qualche minuto nel corso del pomeriggio potrebbero arrivare delle novità appunto dalla regione, di cui sicuramente poi vi daremo notizia nel corso dei nostri telegiornali, perché verranno ufficializzati, secondo quanto comunicano appunto dalla regione, i nuovi rimborsi sui voli per la Sicilia. L'intenzione del presidente Schifani e dell'assessore Aricò è quella di alzare l'attuale massimale, che prevede lo sconto del 25% per i siciliani e del 50% per specifiche categorie. Il rimborso riguarderà anche i biglietti acquistati nelle settimane scorse. Il governo adesso proverà a limare due variabili. La prima appunto riguarda la percentuale dello sconto, l'altra relativa al periodo compreso nella promozione. E altra iniziativa appunto tanto discussa in questi giorni è quella del Sicilia Express, Positivi Trip, Veronica Francesco, un treno che hanno ammantato di fascino, il Love Express. All'interno, a bordo del treno, ci saranno esperienze enogastronomiche, ci saranno influencer, ci sarà intrattenimento, ci saranno dei ristoranti, le cuccette per intrattenere queste 22 ore di viaggio da Torino, perché la partenza sarà dalla stazione centrale di Torino fino a Catania. Io vi leggo alcuni commenti che ho preso dai social, così commentiamo anche con voi, perché vorrei sapere invece nelle altre parti del mondo come funzionano i treni. Allora, smettetela di rendere romantico e malinconico il rientro in Sicilia per le feste, come ai vecchi tempi, come nei film in bianco e nero, è un sacrosanto diritto di tutti e non un premio. Io questi commenti avrei voluti leggerli all'assessore Aricò, anche per smorzare un po' le polemiche, sdrammatizzare insieme, perché poi è bello vedere anche il feedback del pubblico, no? Nel senso, qualcuno scrive, nel senso che parte il 21 dicembre e arriva il 5 gennaio? Ma davvero festeggiamo per una cosa che ha della follia, un treno che passa una sola volta, che ci mette 20 ore per arrivare in Sicilia, che può far partire solo poche persone, e la Sicilia fa un post trionfale, 22 ore fino a Messina, altre 22 da Messina a Palermo. I miei genitori per fare lo stesso viaggio negli anni 80 ci mettevano lo stesso tempo. Questo la dice lunga sull'evoluzione del trasporto su rotaia del Mezzogiorno, pur di non risolvere il caro prezzi. Un'iniziativa che in una sola volta, e questa è l'ultima, mette in risalto tre gravissime carenze: l'altissimo tasso di immigrazione al nord, la carenza di infrastrutture al sud, l'incapacità di imporre alle compagnie aeree un prezzo fisso per i residenti in Sicilia. Veronica e Francesco, vi ho fatto ridere. Sì, un po' questi messaggi ci fanno sorridere, perché è la triste realtà. È incredibile pensare come in un paese che si pensa evoluto sotto tantissimi punti di vista ancora ci sia un treno che ci impedì 22 ore per raggiungere la Sicilia. Cioè, secondo noi, veramente, avendo visto soprattutto, essendo stati in tantissime parti del mondo che si possono ritenere a volte anche più sottosviluppate, magari c'è questa concezione della Cina, per esempio, no? Noi abbiamo preso un treno che da Pechino a Xi'an, che sono 1000 chilometri, ci impiega 4 ore, sicuramente un treno veloce che comporta anche una serie di infrastrutture. Ma questa è la stessa distanza di Reggio Calabria a Bologna, più o meno, e pensare che per una tratta del genere ci metti molto di più. Oppure anche in Giappone, un treno da Tokyo a Kyoto, che sono 500 km, ci metti 2 ore e mezza, 3 ore. Quindi è veramente triste pensare che nel 2024, quasi 2025, ancora non ci sono le infrastrutture che collegano bene la Sicilia al resto dell'Italia, per non parlare dell'Europa, ma purtroppo non ci sono neanche dei collegamenti interni, perché dobbiamo pensare che non c'è neanche un treno veloce che da Catania ci porta a Palermo, e tante volte anche per grande difficoltà.
Ecco, voi che ogni tanto vi perdo con l'audio, voi che avete viaggiato in tutto il mondo, anche più volte siete ritornati negli stessi paesi, quindi in Cina, in Giappone, davvero avete toccato, diciamo, tutte le parti del globo. Cosa riscontrate? Cosa vedete che fuori è facile e qua invece ancora è difficile, e soprattutto servirebbe per fare del vero turismo in Sicilia? Beh, a sostegno proprio poco fa anche Mario, ci sono diversi paesi, se ci guardiamo attorno, in modo un confronto spassionato. Basti pensare alla Turchia, all'interno della quale, se ti sposti con gli aerei, come dicevamo poco fa, ci sono delle tariffe fisse. Per andare da Istanbul alla Cappadocia, nella città di Gyorem in particolare, dove c'è il fulcro turistico un po', hai delle tariffe fisse. Questo non è dedicato solo ai residenti, ma si parla di tutti i passeggeri. Anche noi, quando siamo andati, abbiamo potuto usufruirne, perché il prezzo è bloccato ed è quello, la tratta si paga quella cifra lì. Lo stesso dicasi dei collegamenti tra Spagna e Isole Canarie. Fino all'inverno scorso eravamo lì, e per i residenti, oltre al fatto che le tariffe sono già molto morbide, considerato anche che la distanza tra la terraferma, tra Madrid, Barcellona che sia, e le Canarie è molto più ampia di quella che potremmo avere tra Roma Fiumicino e Fontana Rossa, e nonostante tutto ci sono già delle tariffe più abbordabili di base, e poi se sei pure residente hai addirittura ulteriori sconti. Quindi diciamo che forse ci vorrebbe uno sforzo congiunto tra sicuramente le autorità e le compagnie, per poter far sì che queste persone, tutti noi che viaggiamo all'interno del paese, e soprattutto cerchiamo anche, figure come la nostra, cerchiamo anche di spingere il turismo interno piuttosto che andare da un'altra parte, ci vorrebbe un lavoro unito, perché è paradossale il fatto che con gli stessi soldi che vai a spendere per volare da Catania a Milano, in questo momento ad oggi, se fai un confronto di prezzi, arrivi a Sharm el Sheikh, arrivi a Marrakech, arrivi a Istanbul, arrivi a Dubai. Addirittura ci sono stati momenti in cui le offerte andavano veramente oltre la media generica che si riesce a trovare, ed è assurdo pensare che mi costa 2 volte arrivare da Milano a Catania rispetto a quello che mi costa arrivare da Roma a Dubai o da Catania stesso a Dubai. Quindi siamo in una posizione in questo momento. Dubai ha fatto una bella campagna di acquisizione clienti, una bella campagna di marketing, perché sono tutti a Dubai ormai. Ci sono stati momenti in cui anche, credo forse per la compagnia aerea che avevamo, che partiva da qua, da Catania, che c'è tuttora, però c'erano degli sconti, delle tariffe particolarmente agevolate. Guarda, tipo 50 euro. Ieri proprio ho fatto dei preventivi, ho acquistato dei biglietti Catania-Roma-Catania per l'11 dicembre, 380 euro scontato, Catania-Dubai-Catania per il periodo di Sant'Agata, quindi dal 2 al 9 di febbraio, 520 euro. Andata e ritorno, incluso addirittura di 30 kg di bagagli estiva per andare a Dubai, solo i bagagli a mano, quindi il trolley da 10 kg per andare a Roma. Quindi facciamo un po' i conti, secondo me siamo lì come prezzi per il viaggiatore. Potrebbe essere un'altra soluzione magari anche la realizzazione di una compagnia aerea siciliana, ovviamente che quello se ne magari parla, tutti, infatti ne ne parliamo anche in tanti, ma... Però ecco, quello che secondo noi manca è comunque l'offerta, che poi porta alle compagnie ad avere dei prezzi elevati, così elevati. No, allora, Francesco e Veronica, noi tra poco andiamo in pubblicità. Dopo la pubblicità alleggeriamo, così parliamo un po' di Natale, di quello che delle offerte, di tutto quello che offre il nostro territorio in occasione appunto delle festività natalizie. Ma prima di andare in pubblicità vi dico, se voi in questo momento aveste l'assessore regionale che doveva essere qui con noi ma non c'è, diciamo che facciamo arrivare questo messaggio, o anche il governo nazionale, quali sono, così su due piedi, in base alle vostre esperienze, i suggerimenti che voi dareste a portare subito per agevolare, per migliorare il trasporto, comunque i servizi? Innanzitutto migliorare il sistema alla base, quindi partendo dai treni, appunto, la disponibilità, come diceva Mario, l'offerta stessa che molte volte è carente.
Ormai la Sicilia in primis è diventata una regione molto turistica, non solo sono i siciliani a visitarla perché vengono nel periodo delle vacanze, ma ci sono turisti da ogni parte d'Italia e dell'Europa e del mondo che vogliono venire a scoprirla. Quindi, avendo un'infrastruttura che funziona in termini di linea ferroviaria, di orari, di puntualità, sicuramente già otterremmo qualcosa. Ovviamente avere anche delle agevolazioni riguardo i prezzi, questo aiuterebbe tantissimo, in primis per i siciliani, cioè questa sarebbe una grande cosa. Noi che abbiamo visitato tantissimi paesi nel mondo, ci sono paesi dove hanno delle agevolazioni e degli sconti anche per visitare musei e attrazioni, che aiuta il siciliano medio e aiuta tutte le persone, ma anche in Italia avere qualcosa del genere. Quindi secondo me questo sarebbe alla base per migliorare e avere delle convenienze. Anche nel dire ho un sabato e una domenica libera, magari voglio farmi 2 giorni, anziché spendere tanto quanto spendo per andare a Dubai, posso spendere la metà e visitare la mia terra, per esempio. Diciamo che ci vorrebbe uno sforzo congiunto tra quello che già in parte sta succedendo, ovvero le infrastrutture, abbandonando un po' la polemica del cosa si deve fare e cosa non si deve fare. Abbiamo un reale bisogno, un'esigenza pratica di collegamenti, soprattutto interni all'isola, che in questo momento sono molto carenti, e poi dei collegamenti che permettono anche l'unione con lo stipato, perché noi stessi, quando abbiamo preso un treno notturno per andare da Catania a Milano, in un caso in cui stavamo viaggiando appunto in treno e non in aereo, siamo rimasti 2 ore bloccati a pacchetto per tutte le operazioni al momento indispensabili di cambio vagone, eccetera, eccetera. E questo comporta una scomodità non tanto in termini di, sai, non è confortevole, ma una scomodità, diventa un ostacolo fisicamente a quello che è appunto il collegamento turistico con tutto il resto della nazione. E sicuramente una politica di prezzi che vada ad imporre alle compagnie aeree, come appunto altri paesi già fanno, e a quanto pare noi non ci riusciamo, che possa agevolare, smussare gli angoli e rendere tutto più fattibile anche per gli italiani. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco, sempre in diretta qui su Telecolor. Ritorniamo in diretta, Sicilia 24 Focus, a casa per Natale. Stiamo parlando del rientro in Sicilia per le festività. Ne abbiamo parlato affrontando il tema del caro voli, ma adesso con Veronica e Francesco, collegati da Malta, i Positivi Trip, raccontiamo un po' cosa c'è da fare in Sicilia. Abbiamo pochi minuti perché siamo in chiusura, in occasione delle vacanze di Natale, tra mercatini e presepi. Ma sicuramente le cose da vedere non mancano, appunto ci sono tantissimi mercatini sparsi per tutta la Sicilia, ce l'abbiamo a Deri, c'è Milazzo, Palermo, ne abbiamo uno a Catania, quest'anno in particolare sulla scia dell'anno scorso c'è il Christmas Town, quindi sicuramente un'attrazione da andare a scoprire e vedere, ma poi ci sono anche dei bellissimi presepi, ne abbiamo uno famosissimo a Caltagirone, un altro alle grotte di Scurati, che sono quei presepi che almeno una volta nella vita vanno vissuti. Quindi soprattutto perché magari non li ha mai visti, per i siciliani stessi che vivono in Sicilia, quelli che vengono da fuori, può essere un'ottima occasione per approfondire anche quei paesini che poi ci stanno intorno, che vale la pena vedere. Perché voi sui vostri social sono davvero tantissimi follower, oltre 400.000 solo su Instagram, poi non consideriamo anche TikTok, YouTube, Facebook. Non raccontate solo i viaggi in giro per il mondo, ma raccontate anche la Sicilia. Assolutamente, che ne approfittiamo per mettere in evidenza la nostra stessa isola e giusto per restare in tema, l'ultima vacanza che abbiamo fatto, considerato che riusciamo veramente raramente a prenderci degli spazi personali, l'abbiamo passata proprio alle pendici dell'Etna, nella zona di Lingua Glossa, che è bellissima, ultra rigogliosa, piena di prelibatezze locali che noi conosciamo bene, siamo pure di buona forchetta da bravi catanesi, quindi questo non poteva mancare. Soprattutto abbiamo un ottimo rapporto con il nostro vulcano, che è un'attrazione meravigliosa, e non lo diciamo solo noi, non lo diciamo solo in quanto siciliani, lo diciamo proprio da un punto di vista oggettivo, perché è una zona straordinaria che attira turisti da tutto il
mondo, quindi è veramente qualcosa di cui dobbiamo vantarci, perché siamo fortunati ad averlo dietro casa, ecco. E poi, Veronica, ci sono anche le zone meno conosciute dell'isola che però voi fate conoscere. Ti abbiamo perso? Dicevo che poi ci sono anche dei luoghi, dei paesi, dei laghi meno conosciuti della nostra isola, magari anche da noi siciliani stessi, e voi con i vostri video e con i vostri viaggi li rendete un po' più noti, li mettete a conoscenza del vostro pubblico. Sì, diciamo che abbiamo reso anche del nostro profilo, della nostra presenza online, diciamo, l'opportunità per mettere in evidenza proprio quelli che sono gli aspetti anche un po' più nascosti della nostra isola, che è già abbastanza scoperta e di suo si fa pubblicità da sola, perché è una terra più unica che rara, e anche questo lo dicono pure gli stranieri, non lo diciamo solo noi, ma avere la facoltà di andare a scoprire quelle gemme nascoste. Fino a qualche settimana fa eravamo appunto nella zona di Francavilla, che sono paesi in genere considerati più secondari dal turismo di massa, dal flusso principale, ma che nascondono il giusto equilibrio tra appunto enogastronomia, natura, posti come le Gurne, le Gole. Ci sono veramente delle perle tutte da scoprire della nostra isola. Abbiamo quindi, se delle possiamo, cascate in alcuni punti che non sono niente male, a molte volte si va lontano per scoprirle, invece ce l'abbiamo anche a casa. E in quanto appunto punto di diffusione del turismo e delle cose da scoprire, se possiamo mettere in evidenza la nostra isola, lo facciamo sempre ben volentieri, perché c'è veramente tantissimo da fare, anche per noi siciliani, appunto, per la giterella fuori porta, per il weekend di disconnessione e quant'altro. Di disconnessione. Allora siete sicuramente degli ambasciatori di Sicilia, vi dovranno riconoscere questo titolo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento del vostro lavoro. In chiusura con Mario Barbaro abbiamo parlato dei mercatini di Natale, ma la gente viene in Sicilia per Natale, vi chiede di scoprire posti legati appunto anche alle tradizioni del Natale tra presepe e mercatini. Sì, fortunatamente la Sicilia non è conosciuta solo per il mare, solo per le zone marine, ma appunto il richiamo dell'Etna oppure delle nostre città come Palermo, come Catania, come Agrigento, città d'arte, comunque ancora oggi fanno un chiamo abbastanza importante per la Sicilia, e anche la destagionalizzazione è importante. Durante tutto l'anno, quindi esatto. La destagionalizzazione alla quale si punta tantissimo. Grazie per essere stati con noi, ovviamente potete rivedere la puntata sul sito La Sicilia Web, e alla prossima, arrivederci.